Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Buon pomeriggio dal Comunale D'Agostin di Pieve di Soligo, buon pomeriggio da parte di Mirko Villanova in onda per quanto riguarda la voce, in cabina di regia Vincenzo Russo, a fianco a me però quest'oggi soltanto muto Marco Mazzocco, corrispondente della Tribuna di Treviso, che saluta, confermo che saluta il pubblico all'ascolto. Purtroppo quest'oggi non riusciamo a farti sentire, Marco, quindi in qualche maniera poi vedremo e sentiremo i tuoi commenti. Allora, è la prima stagionale per quanto riguarda il campionato qui al D'Agostin di Pieve di Soligo, perché la prima stagionale per quanto riguarda il terreno di gioco è stato mercoledì scorso con la Coppa e purtroppo con la sconfitta dell'Eclisse contro il Vittorio Veneto, un Vittorio Veneto che avanza quindi in Coppa, avendo vinto in casa, avendo vinto qui per 2-1 e quindi lascia l'Eclisse Careni Pievigina senza la Coppa, ma in questo caso e con questo campionato io mi permetto di dire che forse è meglio concentrarsi esclusivamente o quasi su un unico obiettivo, che è quello appunto del campionato. E allora vediamo le formazioni. L'Unione Limana Cavarzano è un po', questo scontro è un po' uno scontro tra ex, perché ci sono giocatori che militavano da una parte e dall'altra, e il tecnico Alessandro Ferro che sedeva sulla panchina appunto del Cavarzano. Unione Limana Cavarzano che manda in campo questo 11: Canova, Panatta, Malacarne, Paier, Fontana, Pradebon, Paludetto, Solagna, Band, e questo era un ex Eclisse lo scorso anno, Paier e Appocher con il numero 11. Per quanto riguarda la panchina, Massimiliano Parteli porta con lui in panchina questi giocatori, ecco, mettiamo in silenzioso il nostro cronometro. Dicevo, porta in panchina Petterle, Sartori, Trevisan, Boso, Galli, Comiotto, Vivian, Fiabane e De Pellegrin, per quanto riguarda i 20 che oggi sono qui a Pieve di Soligo dell'Unione Limana Cavarzano. Risponde l'Eclisse Careni Pievigina con questo 11 che ha mandato in campo e che manda in campo Alessandro Ferro, non effettua nessun turnover rispetto alla partita di prima di campionato, in quel di Noale, dove purtroppo c'è stata la sconfitta per l'Eclisse per 3-0, dovuta a una ventina di minuti nel secondo tempo piuttosto veramente da dimenticare. L'Eclisse, vi dicevo, con questo 11: Giordano, Basso, Raccagna, Sibiglia, Tibolla, Mognon, Ostoic, Dalla Vedova, Ianco, Nobile e Ghiosci. Questo l'11 che ha scelto Ferro. In panchina con il mister e lo staff troviamo Zanatta, Demin, Casagrande, Segat, Riva, Del Prete, De Faveri, Damuzzo e Sane. Possiamo vedere che ancora è infortunato
De Zotti, scusatemi, qui che, grazie a Marco, De Zotti che abbiamo visto camminare appunto sul campo in precedenza, ancora non è pronto per rientrare nella rosa. In panchina ci va ancora Damuzzo, che ha cominciato in ritardo per un infortunio alla spalla, e ci vanno Demin e Segat. I due avevano giocato anche abbastanza bene l'altra sera, possiamo anche levare l'abbastanza in Coppa, però insomma Basso aveva fatto bene in quel di Noale, altrettanto aveva fatto Raccagna, sicuramente uno dei migliori a Noale nella prima di campionato. Entrano le due squadre, entrano le due formazioni che danno inizio qui al Comunale d'Agostin. Intanto c'è la stretta di mano tra i due tecnici Parteli e Ferro, un Parteli che all'inizio della stagione, o quantomeno di preparazione di stagione, poteva e veniva dato sulla panchina dell'Eclisse, poi invece si è optato per Ferro perché c'è stata appunto l'unione Limana-Cavarzano appunto con Parteli messo in panchina. Tutto è a posto, vi dicevo, con Bianco Federico della sezione di Mestre che sarà l'arbitro. C'è un minuto di raccoglimento, immagino un minuto di silenzio prima della gara. Si esaurisce il minuto di raccoglimento che è stato eseguito per rendere omaggio alle vittime purtroppo dell'alluvione delle Marche che continua ad essere sotto l'influsso negativo appunto del maltempo in queste ore, in queste giornate. Bene, allora andiamo a vedere subito la disposizione in campo che mi pare per quanto riguarda la formazione di casa sia quella solita, maglia bianca, completo bianco per l'Eclisse, mentre completo nero per quanto riguarda il Cavarzano. Sono i fumogeni che ci stanno rendendo l'aria piuttosto bruttina, è il caso di dirlo, un paio di fumogeni proprio sparati sotto la tribuna. Allora parte la gara e comincia il campionato casalingo in casa dell'Eclisse Careni Pievigina e allora vediamo se riusciamo a raccogliere i primi punti stagionali. Appunto, attenzione, subito un'ottima azione con il numero 10 Nobile, tutto solo, una palla data indietro, un tocco difensivo maldestro di Solagna che mette una grande palla involontariamente per Nobile, poi il tiro deviato in angolo, si salva subito il Cavarzano, trova il primo calcio d'angolo ma trova anche direttamente il secondo calcio d'angolo l'Eclisse e quindi ancora dalla bandierina la formazione di casa con una partenza a razzo dovuta ad una indecisione difensiva di Solagna. Interviene il portiere ancora Canova di pugni ad allontanare. Canova è un 2004, allontana, c'era sulla palla Ghiosci che è andato al tiro immediato, palla che comunque è terminata abbondantemente alta sopra la traversa. 1 minuto e 13 e la partita è iniziata bene, insomma, per quanto riguarda le occasioni. L'occasione capitata subito all'Eclisse contro il Cavarzano che sta cercando ancora di sistemarsi al meglio, infatti ha visto questa partenza un po' da brividi Parteli ed è subito fuori dalla sua panchina per chiamare all'ordine, si è arrabbiato adesso con il suo collaboratore
e vediamo se ha sistemato la cosa, mentre piano piano adesso Tibolla prova a manovrare i suoi, verticalizza subito su Janko che subisce il fallo, ma l'arbitro dice che si può giocare e allora via, riparte di nuovo la formazione del Cavarzano con Malacarne che appoggia molto bene per Band, l'ex di turno fa girare palla verso Solagna, Solagna ancora per cercare Paludetto, Paludetto che si centra questo pallone ancora per Band, non arriva il pallone, ancora Paludetto che lo dà indietro, allora ci pensa il capitano dalla parte opposta a sventagliare, è andata anche parecchio bene, poi c'è il fallo su Dalla Vedova che lancia un urlo per andarsene a terra, il giocatore rimane a terra, si scusa il giocatore del Cavarzano, nulla di problematico, si è già rialzato Dalla Vedova e si potrà riprendere a giocare con la ripresa affidata prima a Tibolla, poi a Basso e poi sulla fascia ancora il numero 7 Ostojic che ritorna indietro, ritorna da Tibolla che allora decide di mettersi in proprio, va a pescare Mognon dalla parte opposta del campo che fa viaggiare ancora l'altro terzino che è Raccagna, mette dentro questa bella palla su cui si avventa, stava per avventarsi molto bene Janko, è partita decisamente bene, vero Marco Mazzocco, anche se non mi puoi rispondere, però la conferma arriva anche da parte tua, è partita bene la formazione di casa, un paio di occasioni già da sfruttare perché le occasioni ci sono state sia per quanto riguarda la prima partita annuale sia per quanto riguarda la partita di Coppa l'altra sera. Certo che bisogna però sfruttarle nel calcio, poi se sbagli più occasioni vieni punito. Adesso c'è lo sbaglio di Ostojic che perde palla a metà campo, la butta dentro, c'è di petto bravo Tibolla a fermare tutto, ancora Ostojic che si sta complicando la vita perché non ha trovato ancora la posizione, sta giocando spalle girate e quindi in difficoltà ogni volta che il pallone gli arriva. Palla che ritorna al Cavarzano con Paier che alza la testa, guarda la posizione dei suoi, nessuno riesce a prendere questa palla, né Band né Paier e allora arriva a Basso a chiudere il tutto, attacco in pressing alto su Giordano, il portiere che è costretto al rinvio, ma ancora una volta Paier se la cava, mette palla in fallo laterale, lascia andare il pallone con la rimessa in gioco con le mani da parte di Ostojic, fa viaggiare, un po' velleitario questo tiro di Nobile, non so se avesse guardato in porta, aveva visto il portiere alto e ha voluto provare, tentare il pallonetto, però ne è uscito un pallone che è veramente da dimenticare. Il capitano del Cavarzano prova a far viaggiare i suoi, ci prova con Malacarne sulla fascia sinistra del campo, ancora buona questo lancio, ma altrettanto buono il recupero e il taglio in diagonale da parte di Mognon che chiude ogni varco e quindi bene per lui. Basso. Stiamo sentendo poi in sottofondo parte lì che sta dando subito delle indicazioni perché ha visto la sua squadra un po' vacillare in questi primi minuti in cui la formazione di casa è partita veramente a razzo. Messa dentro questa palla che non arriva e allora pallone lanciato in fallo laterale. L'arbitro chiede. Fa sedere? Ah sì, hai ragione, da ex arbitro Mazzocco ha ragione, vuole che l'arbitro ha fermato il gioco perché voleva che Alessandro Ferro, tecnico della formazione di casa, indossasse una casacca, ha indossato una tuta rossa per differenziarsi dalla maglia blu che aveva, che poteva confondere l'arbitro visto che la formazione del Cavarzano è completamente nera con una banda sul petto giallo, rossa, blu, giallo, rossa, celeste, una cosa del genere. Viene a prendersi palla ancora il Cavarzano, la lavora su Paier, poi con Solagna che la butta in avanti, il pallone viene conquistato in qualche maniera da Ghiosci che voleva servire Nobile, non riuscito, Dalla Vedova che si appoggia, fa cadere il suo diretto avversario, si arrabbia un po' Dalla Vedova che lo stiamo scoprendo un po' nervoso in queste partite, in questo inizio campionato.
Sì, più Gattuso, anche se lui ha i piedi forse un po' diversi da Gattuso. Attenzione a questo pallone messo dentro benissimo e c'è il gol. Mano. Viene annullato il gol, però era una bellissima azione, ammonito anche. Una bellissima azione del Cavarzano questa, Allora, ammonito il numero 3 intanto, che è Malacarne, perché ha scaraventato in rete con il braccio questo pallone. Però molto molto bella questa azione, partita con una folata sulla destra di Paludetto, che ha messo dentro un traversone invitante per Malacarne, che però non ha potuto fare a meno di toccare con il braccio e quindi di scaraventare in rete un gol che è stato annullato senza grossi problemi. Mamma mia! Sì, questo è un brutto fallo di Dalla Vedova. E quando vi dicevo che Dalla Vedova ha iniziato questa stagione con qualche nervosismo di troppo, lo potete vedere in questo fallo. Io capisco il tackle che vai a tentare, però qui era veramente un po' velleitario e poteva far male ancora di più. È andata bene. E allora si gioca ancora con il Cavarzano, che ha risposto e ha fatto vedere che in campo c'è e ha preso fiducia. Adesso il duo Nobile, il duo Nobile Janko guarda la palla uno, guarda la palla l'altro, palla che termina in fallo laterale. E allora viene in avanti ancora la formazione del Cavarzano con Solagna che la scaraventa in avanti, c'è Raccagna che di testa molto bene da indietro per Giordano. Giordano, il portiere dell'Eclisse Carini Pivigina, fa viaggiare subito Tibolla sulla fascia destra del campo. Basso che va a complicarsi la vita, per fortuna sua trova il fallo proprio quasi di fronte alla panchina di Ferro. Lo batte Ostojic, poi subito la verticalizzazione di Sibiglia, che ha un ruolo che si vede poco, lo citiamo anche poco, però avete visto questo pallone molto interessante, fatto viaggiare subito in verticale, aveva trovato subito un bel lancio. E allora Ostojic, adesso che va con le mani a cercare un suo compagno, vuole pescare Janko, che in qualche maniera riesce a prendersi il pallone di testa, però poi non è in grado Dalla Vedova di lasciare lì sul posto Solagna e la palla termina in fallo laterale. Con le mani ancora il Cavarzano. C'è una sostituzione, si è fatto male qualcuno della formazione di casa, perché vedo che Ferro ha chiesto il cambio. Che Dalla Vedova? No, perché non lo vedo muoversi male. Ah sì, qui ci siamo, è Basso. Purtroppo Basso deve lasciare il campo al minuto, lo andiamo subito a trovare. Allora, Basso lascia al decimo minuto del primo tempo, lascia Basso ed entra il numero 14 che è Casagrande, quindi dentro Angelo Casagrande per Basso, e ha spostato in questo modo, perché vediamo che il posto di Basso l'ha preso Ostojic, che subito, quando ha visto che Basso se ne usciva, aveva fatto segno subito a Ferro, come dire, adesso gioco io terzino. In effetti ha preso posto qui, proprio sotto la tribuna, e quindi sarà lui il laterale destro. Eccolo che tocca il pallone, cerca di toccarlo perché viene anticipato dal gioco. Non è una buona giornata quella di Ostojic quest'oggi, ha cominciato molto molto contratto. Paier, Solagna, la gira bene Solagna, purtroppo a poker si accorge all'ultimo di questo bel taglio, non riesce a prenderlo. Si è un po' istizzito Ferro contro Ostojic, perché non è che abbia iniziato alla grande. Adesso lo vediamo terzino, lo vediamo laterale. Ancora un pallone sbagliato,
Ancora un pallone sbagliato, viene in aiuto Nobile a prendersi il pallone, lo ridà a Ostojic che questa volta trova Sibiglia, bravo Sibiglia, lo fa girare bene su Mognone, adesso ci pensa il capitano a portare in avanti la palla quando siamo al minuto, andiamo a trovarlo ancora questi minuti che scappano veloci anche dal nostro conteggio, 11° minuto di gioco, sempre 0-0 il risultato, verticalizza Sibiglia, però poi ne esce un traversone dalla parte opposta, bravo Raccagna. Questo giocatore ha cominciato bene il suo campionato, la sua stagione, è un bel cross questo, messo dentro ancora, forse la palla è uscita, vediamo se c'è un calcio d'angolo, sì probabilmente sì, ed è il terzo calcio d'angolo per la compagine di casa. Bello il cross proveniente dalla destra per il tentativo di deviazione poi di Janko, visto non c'è riuscito, però bene anche Raccagna che ha iniziato alla sua maniera pompando, come si dice in gergo, sulla fascia di competenza. Mette dentro questa palla, è lunga, si scontrano due giocatori, va per le terre Mognon proprio lì in mezzo, poi Dalla Vedova che mette dentro un siluro incredibile per il tentativo di deviazione di qualcuno, non ci arriva nessuno, ma in effetti Mognon si è girato un attimo, non so se gli abbia detto metti dentro un pallone un po' meno forte, oppure se voleva nella sua posizione il tiro. Certo è che è stato un missile. A me sembrava Dalla Vedova. Sì, Dalla Vedova ha fatto il cross, Ostojic ha tirato, grazie a Marco Mazzocco, vi dicevo, e sì, sta di fatto che forse bastava appoggiarlo dentro questo pallone con un pochino più di calma e un pochino meno di violenza. Riparte il Cavarzano, Nobile in pressing alto, ancora Nobile che va su Paier, che la scaraventa in avanti per l'altro Paier. Blocca tutto Dalla Vedova, la palla rimane lì, un rimbalzo, poi qualche difficoltà anche per muoversi da parte di Casagrande. Il guardialine dice che l'ha toccata per ultimo uno del Cavarzano e allora palla è rimessa in gioco affidata alla formazione di casa con Ostojic con il pallone tra le mani, rinvio lungo, Janko che spizza, fallo. C'è un fallo fischiato su Nobile, mi pare, o su Janko in spinta, è chiaro, non puoi fare queste ripartenze, c'hai l'arbitro lì a 1 metro che ti indica dove mettere palla e tu vuoi giocarla più avanti, è chiaro che ti fa ripartire, ti bolla, Mognon. Ancora Raccagna che viene a prendersi il pallone, cerca di andarsene, l'1 contro 1 parzialmente riuscito, va per le terre ma la palla era uscita, Sibiglia, provano a giocare sullo stretto, Tibolla. Attenzione perché c'è un buco, una voragine che si apre, 3 uomini contro, adesso 3 contro 4, ha recuperato, è stata brava la difesa dell'Eclisse, è anche un po' fortunata e anche un pochino lenti quelli del Cavarzano se vogliamo aggiungere, ma si arrabbia, infatti parte lì e gli dice ma butta dentro sto pallone, aveva tutto lo spazio per poterlo fare, si è arrabbiato molto Parteli perché era un'occasione ghiotta, perché erano partiti in posizione regolarissima dentro la loro metacampo, 3 contro 1, poi sono stati bravi i difensori a correre indietro e allora adesso Tibolla ha qualcosa da dire a Ghiosci per la sua posizione, mi pare in questo momento, eccolo Ghiosci che va a raggiungere e a riconquistarsi la palla, Raccagna che la mette a terra con il petto, poi la mette dentro questa bella palla, il colpo di testa, attenzione, c'è un altro fallo di mano questa volta da parte di Dalla Vedova sul colpo di testa del numero 14 di casa, Casagrande aveva offerto questo pallone. Partita viva quantomeno, ce la stiamo godendo, ce la stiamo divertendo un po', insomma qualcosa si sta vedendo, no? Ho capito, viva ma brutta, però insomma viva ma brutta perché non ci sono state le occasioni concretizzate. Adesso Nobile che se ne va, o quantomeno sì, sì,
giustamente. Giustamente c'era il fallo in seconda battuta di Nobile, non può lamentarsi, sì. Ha fatto un bel numero parziale prima con il tentativo di tunnel, non riuscito o parzialmente riuscito. Parteli ancora sta frustando letteralmente i suoi con le parole e con le urla. Vuole che siano tutti da questa parte, perché sono venuti tutti sulla fascia destra, non c'è nessuno davanti, sono tutti qui sulla fascia sinistra. Adesso riparte con questo appoggio buttato in avanti da parte del numero 7 Paludetto per cercare qualcuno, non ha trovato nessuno. Poi in fase di chiusura Paier Jacopo mette il pallone fuori. Sono due i Paier, Marco Paier o Paier numero 4 del 92 e Jacopo Paier del 1998 con il numero 10. In avanti Mognon, Raccagna, 1 contro 1, si va con Ghiosci, gli ritorna la palla, ancora Raccagna, molto bene. Questo ragazzo ha personalità perché si è fatto vedere subito, sia dalla prima partita di campionato e anche in questa seconda dimostra di giocare con molta tranquillità, con molta pacatezza, riesce in qualche modo a dare il suo apporto sempre e comunque. Ancora una palla non mantenuta bene da Nobile, però è fortunata la formazione di casa che riesce a riconquistare il pallone ancora su Raccagna, sulla fascia sinistra del campo. 1 contro 1, bravo per Nobile, Nobile che cerca di andarsene, guadagna il quarto calcio d'angolo, la formazione di casa, 4-0 per l'Eclisse, che in fatto di proiezione offensiva insomma ci sta, perché c'è stata e c'è fin dall'inizio del match. Mette dentro questo pallone, il colpo di testa da parte della retrovia ospite ancora in angolo ed è il quinto calcio d'angolo per la formazione di casa. 18 minuti giocati, 0-0 il risultato qui al Comunale d'Agostin di Pieve di Soligo per la seconda giornata del campionato di eccellenza. Palla ancora gettata in fallo laterale da parte del Cavarzano. Sai quello che dicevi, Marco, di brutta partita, potrebbe diventare brutta se una delle due squadre non trova prima o dopo il gol e poi la sblocca in qualche maniera. Attenzione, l'uscita chiamata, bravo Canova, prova il rinvio lungo, c'è un solo uomo, era Paier contrastato da Tibolla, riesce Tibolla di testa a fermarlo e allora può ripartire Sibiglia. Mognon, Tibolla, Paludetto, scusatemi, Ostojic, Sibiglia, Mognon si muove bene, Mognon in avanti, ancora per Ghiosci, palla buttata dentro, anzi era Nobile che aveva cercato di tagliare per lui. Eccolo qui, ancora Nobile, Ghiosci, bravo, subisce il fallo, l'arbitro lo dice di no, pallone, si può giocare. Vedendo come si è alzato. Ah beh, sì, per carità, ma sai che i calciatori subiscono un fallo, stanno per terra 8 minuti, no? Quindi qualsiasi, questo non è fallo, si è alzato immediatamente, ha capito che non ce n'era e quindi si è alzato. In avanti ancora Paier, Marco Paier, all'omonimo Paier davanti che tiene bene il pallone, lo gira altrettanto bene sulla fascia destra del campo, che adesso può manovrare con Panatta che mette dentro questo pallone, e ancora Raccagna che ferma tutto anche in azione difensiva. Molto bene il ragazzo che è un classe 2003. Con le mani il Cavarzano, Solagna ferma tutto, Ostojic, Mognon, Tibolla che verticalizza, non trova però spazio Nobile,
si ferma, ma poi si ferma anche il Cavarzano e allora può riattaccare la formazione di casa. Bella questa palla, purtroppo però un po' troppo corta. Sibiglia ha fatto una bella cosa. Qui c'era un raddoppio forse di marcatura, ancora un po' di incomprensione, tra Tibolla e Ostojic. Adesso viene richiamato, nel frattempo Parteli, l'arbitro mi pare di aver sentito dirle basta o raggiunge gli spogliatoi prima. Era un pochino urlato un po' troppo, ha detto qualcosa che non doveva. Dalla parte opposta, dalla destra ancora, attacca Panatta. Paludetto la mette dentro, si spostano tutti, non c'è nessuno, ci sono solo 3 uomini dell'Eclisse. Cerca di andarsela a riprendere dalla vedova, nulla di fatto. Esce anche Ghiosci in pressing, torna Janko a dare una mano ai suoi, poi si ferma giustamente. Solagna in mezzo al campo a dettare un po' i ritmi di questa squadra. Esce Mognon sul suo pari quota numero 6, il pallone buttato dentro da Pradebon Chitolina, era anche una bella palla, scivola Janko purtroppo, anticipo del suo diretto avversario, poi Ostojic che mette in mezzo al campo, ma in mezzo al campo c'è Solagna con uno stop da dimenticare. Favorisce la ripartenza, ma è anche Raccagna che sbaglia, poi l'1 contro 1 non ha effetto, non ha successo. Paludetto guadagna palla ancora la formazione di casa con Ghiosci che torna su Mognon. Il capitano non vede nessuno libero in avanti, allora è costretto ad andare per linee orizzontali, pescando il numero 14 Casagrande. Adesso dalla vedova in mezzo al campo subisce un altro fallo. E arriva Tibollo a sostegno per battere in linee orizzontali con Mognon. Tibolla che invita Mognon a salire, cerca di verticalizzarla, di metterla dentro, anticipato, c'era il fallo, secondo me c'era il fallo, lo ha dato adesso. C'è il capitano, che è il numero 5 Fontana, che va a perorare la causa non tanto di questo ultimo fallo che c'era tutto, ma quello per me su Solagna in precedenza, che poteva starci. E in effetti Solagna è lì che sta parlando con l'arbitro, ma ormai arbitro ha fischiato, come diceva Boskov, no? Arbitro ha fischiato, quindi cosa vuoi parlare? Perdi solo fiato. E allora punizione dalla mattonella dei 28 metri, il gol di Nobile, è una delle sue specialità, è una delle sue specialità. Andiamo a trovare anche il minuto, che è il 24esimo minuto di gioco. Nobile da circa una trentina di metri, 25-28 metri, va a colpire, punizione, e c'è il gol della formazione di casa. È un gol che è il primo intanto qui al Comunale per quanto riguarda il campionato, e quindi che sia di buon auspicio. Arriva da Nobile, nuovo acquisto, Andrea Nobile, classe 91, se volete sulla carta d'identità ormai etichettato come vecchietto, però insomma averne di vecchietti così, perché Nobile ha avuto e ha una carriera interessante. Adesso ha commesso fallo sul suo diretto avversario dalla parte opposta del campo, ferma il gioco l'arbitro e Nobile va a chiedere scusa. 1-0, e immagino che Parteli, giù da Bassoli, non stia molto sereno. Già aveva iniziato urlando e strepitando in precedenza, adesso dovrà ancora una volta sistemare le cose. Mentre Solagna cerca di andarsene, c'è il fallo su di lui. Solagna sulla fascia sinistra del campo prova a spingere Paier, adesso c'è l'altro Paier che gli chiede e ottiene palla, 1 contro 1, converge, poi ancora per il numero 6, questa volta Pradebon, gira tutto dalla parte opposta, e questa era una bella azione,
Questa era una bella triangolazione del Cavarzano quando si muove in questo modo, cioè fase centrale poi sventagliata da una parte e dall'altra. Dobbiamo dire che dalla parte destra del campo Paludetto e Panatta si stanno dando un gran da fare. Hanno messo dentro, in precedenza c'era stato anche un gol annullato, hanno messo dentro un paio di palloni veramente interessanti e soprattutto pericolosi da non fare. Casagrande si permette di fare un paio di tunnel ai suoi avversari portando avanti palla sempre in orizzontale. Ancora una volta buona Raccagna che la mette dentro. Era buona questa palla, altrettanto buono è stato il rinvio in fallo, in rimessa per quanto riguarda il Cavarzano, che sta soffrendo adesso, non ha assorbito bene il gol subito poco fa dalla formazione di casa. Al tiro ancora Dalla Vedova, tiro che viene scheggiato dal corpo di un avversario, palla che arriva innocua tra le braccia di Canova. Può ripartire il Cavarzano, ma getta via la palla con calma e tranquillità Tibolla a conquistarla. Chiede l'aiuto di Capitan Mognon, gli ritorna palla. Ostojic, Tibolla, Ghiosci. Ianco che viene a prendersi la palla, è buona la triangolazione con Dalla Vedova che va ancora una volta al tiro. Sì, ci stava per carità, però un po' dai 28 metri, anche qualcosa in più questo tiro, un po' velleitario, insomma facile la parata di Canova che la tiene lì. Paier, Malacarne, e in effetti abbiamo sentito che dalla panchina di Malacarne, di Parteli stesso diceva la riprendere a giocare più veloce, altra sventagliata da metà campo per Paludetto e l'azione di prima lo tiene Raccagna. Paludetto 1 contro 1 cerca di andarsene sul suo piede, poi Solagna che commette fallo per me, e in effetti è così. Solagna che commette fallo sul suo avversario, alza la mano Tibolla, penso per parlare con il guardialine, voleva il fuorigioco forse Tibolla, ma sarebbe stato millimetrico forse. E ancora sta parlando Tibolla con il guardialine. Giordano lancia lungo, oltre la metà campo, colpo di testa di Solagna che la sfiora solo, può ripartire ancora il Cavarzano, viene in avanti con Paier per la parte, a memoria, vedi, questo è uno schema perché è assodato, che prende palla l'uomo che sta in mezzo al centrocampo e sventaglia o a destra o a sinistra automaticamente, l'importante è che ci siano però coloro che devono stare sulle fasce alti. A terra un uomo dell'Eclisse, Ianco, che non è d'accordo sulla punizione che gli è stata colpito con la mano, dice il collega Marco Mazzocco, quindi fermato a ragione, insomma, Ianco. Ahia Mognon che lascia lì il pallone, poi per fortuna c'è Ghiosci a chiudere. Prova a ripartire il Cavarzano, che domenica scorsa, lo ricordo, nella prima uscita ha vinto, quindi 3 punti li ha già in classifica, mentre a 0 è l'Eclisse, quindi abbiamo detto fin dall'inizio della preparazione, fin dalle amichevoli, abbiamo detto che in questo torneo, in questo campionato lungo, perché ha 18 squadre, perché attenzione viene in avanti Dalla Vedova, ci sarà bisogno di fare punti e soprattutto farli magari presto, perché poi la situazione potrà complicarsi con 6 o 7 squadre che magari potrebbero lottare per le prime posizioni e poi un altro gruppetto che potrebbe lottare
per non retrocedere, per evitare le retrocessioni. E poi ci sarà quel gruppetto di ulteriori squadre che graviteranno in mezzo con la sicurezza, o quasi, magari fino all'ultimo, di poter rimanere in categoria. Sarà comunque, come dicevamo, un campionato estremamente difficoltoso. In avanti Paier, Marco, Malacarne che cerca il cross, non riuscito, bloccato da Ostojic, anzi era Casagrande. L'1-2 di ritorno con Paier non riesce, palla che termina in fallo laterale. Vuole il pressing, parte lì in avanti, gettata su Janko questa palla, il capitano Fontana deve mettere il pallone in fallo laterale. Ne arriva un altro di pallone per giocarlo con l'anticipo netto su Dalla Vedova. Solagna che non trova la palla e allora può ripartire Sibiglia, molto bene Sibiglia, che forse aveva Raccagna dalla parte opposta da servire. Tibolla, Ostojic, Mognon alza la testa, prova a scaraventarla in avanti, la sfiora solo Janko, poi va per le terre dal Nobile, ma l'arbitro è lì e dice che non è successo nulla e nemmeno Nobile per il verso protesta, quindi nulla è successo. Dalla parte opposta invece il fallo è del Cavarzano che getta a terra Ostojic con il numero 10 Paier, e allora la rimessa è veloce, è già stata effettuata dalla parte opposta. Raccagna si fa bloccare, il suo tentativo di infilata non riesce, adesso va a commettere fallo sul pressing alto a cui è stato costretto dalla marcatura. Palla che rimane lì, Nobile tarda di dare il pallone al suo avversario, adesso si può riprendere. Paier, l'altro Paier sulla direttrice con Malacarne che taglia tutto il campo, poi trova l'appoggio bene su Pradebon, il tiro è molto bello perché si alza all'ultimo, però un tiro interessante di Pradebon, questo tiro che va a volare alto sopra la traversa al minuto 34. È una delle tentativo di Pradebon, è uno dei tentativi del Cavarzano di provare a spezzare il predominio della formazione di casa che fin qui ha tenuto. Ostojic in difficoltà, poi riesce in qualche maniera, ma è bloccato da Malacarne che allora può ripartire. Altrettanto c'è lo sbaglio di Malacarne in mezzo al campo, un po' stranito per questo errore. Malacarne è un giocatore esperto, è un 92. Ha dato la possibilità di ripartire alla formazione di casa con Nobile che cerca di andarsene. Nobile l'autore del gol, il primo gol appunto ufficiale, diciamo così, in campionato per Nobile. Da lui si attende molto quest'anno la formazione delle Eclisse. Ancora buona con Raccagna che mette dentro questa palla, il colpo di testa di Casagrande indietro, il tentativo di tiro a giro di metterla sul secondo palo da parte di Sibiglia, anche per lui intorno al 35esimo minuto di gioco, un tiro che sibila, e scusate fa il gioco di parole con il suo cognome vicino al palo, e palla che comunque esce senza grossi problemi di Canova.
Palla persa dal Cavarzano, la riconquista l'Eclisse, ancora Nobile, c'è solo, fa bene Nobile a tenerla perché c'era solo Janko che in qualche maniera arriva, però in effetti ha ragione un po' ad arrabbiarsi Janko, però ha ragione non con il lancio e con il cross di Nobile, ma con qualche suo compagno che non ha seguito, non ha creduto questa azione, non è entrato in area di rigore dove Nobile avrebbe potuto scegliere qualche altro giocatore, invece Nobile ha scelto la testa di Janko, però era un po' troppo alto il pallone, un po' troppo sbilanciato Janko, nulla di fatto, quindi può ripartire la formazione di casa che ha già riconquistato palla, adesso c'era il fuorigioco secondo me, sì. Fuorigioco di rientro per quanto riguarda Janko che chiede scusa. Pallone che viene giocato ma lentamente ancora, abbiamo sentito prima parte lì dire appunto di velocizzare un pochino la manovra, ancora non c'è riuscito da parte dei suoi giocatori che spingono adesso sulla fascia destra del campo cercando di trovare Paludetto. Eccolo Paludetto che cerca di metterla dentro, questo pallone riesce anche in maniera buona, spinge Malacarne, spinge anche Malacarne, spinge anche Pradebon, tutti in avanti adesso per quanto riguarda il Cavarzano che prova a spingere perché ha capito che bisogna portarsi nella metacampo e oltre della formazione di casa per cercare il gol del pareggio. Solagna tiene palla, Paludetto ancora, Solagna in mezzo, lo lascia, poi prova a ripartire Panatta, Paludetto tiene, prova a convergere, 1-2, Paludetto ancora, deve girarla da questa parte, adesso Paier nello stretto, ma nello stretto è un po' sempre difficoltoso perché lì ha avuto la meglio la difesa dell'Eclisse, bravo Dalla Vedova che prova a rinviare, non riesce anche per l'opposizione di Paier, ma secondo me non c'era nulla. Paier di testa, Dalla Vedova ancora che rimette in gioco e adesso c'è il fallo di Dalla Vedova su Paier perché da tergo si è appoggiato, l'ha spinto e quindi come ha sentito la spinta se ne è andato giù a poker, non era Paier. E allora c'è Malacarne sul pallone, cercherà di mettere dentro questo pallone per impensierire la retroguardia di casa. 5-6 uomini entro l'area di rigore della formazione dell'Eclisse, compreso il capitano Fontana che proverà ad andare a colpire di testa. Malacarne sul pallone, attende il fischio dell'arbitro, 2 uomini in barriera, Raccagna e Dalla Vedova, il tiro di Solagna al volo, buono per stile se vogliamo, però poi la palla va alta e ancora una volta la formazione del Cavarzano spreca questa occasione al 39esimo minuto di gioco del primo tempo, tiro di Solagna che vola alto sopra la traversa. Si riprende a giocare con la rimessa in gioco, rimessa da fondo campo del portiere Giordano, colpo di testa di Joshi per cercare Janko, lo trova poi alla fine, prende palla, poi adesso si è spostato un attimino più avanti, ha ascoltato quello che stava dicendo da un po' il suo tecnico, la squadra, e allora il Cavarzano prova a posizionarsi un pochino più alta di quanto ha fatto fino adesso. Paier che converge, non trova spazio, deve andare da Fontana, capitano che alza la testa, vede Paludetto, sicuramente uno dei più impegnati e dei più propositivi. Ancora Paludetto, adesso non vorrei essere smentito, no, fa la cosa giusta andando su Marco Paier, poi il numero 6 Pradebon che verticalizza molto bene, ma c'è il numero 11 a poker con la marcatura messa lì di Mognon e non si scappa, lo controlla, lo lascia andare, palla che termina in fondo, una sicurezza, l'unica certezza, dice il collega Mazzocco.
Ma no, diciamo che la difesa per quanto riguarda l'Eclisse ci soddisfa, insomma, abbiamo anche, adesso è uscito Basso, purtroppo per lui, spero che l'incidente non sia grave, perché Basso qui nella fascia destra del campo si era ritagliato e si era preso un bello spazio sicuramente. Raccagna dall'altra parte altrettanto bene, perché è entrato bene, è arrivato nuovo dal Treviso, proprio l'ultimo acquisto, ed è entrato bene. Poi bene Tibolla e bene Mognon, insomma direi che lì ci siamo, in mezzo al campo o davanti alla difesa, come preferite. Davide Sibiglia, sempre molto nascosto, ma lavoro oscuro fatto anche bene. Adesso vediamo questa punizione del Cavarzano, che mette dentro questa palla, si alza per colpire di testa, ma prima di tutti arriva Ianco, mi pare, che ha battuto lui. No, era Tibolla. C'è il fallo, ancora una volta. E allora dalla stessa posizione, attenzione con questi falli, perché a Noale la stessa cosa è capitata così, cioè fallo inutile, fallo innocuo Dalla Vedova, e poi punizione messa al centro e colpo di testa vincente di Fantinato. Quindi vediamo di non dare continuità a questo tipo di azioni. È Band sulla palla, 2 in barriera, Band va al tiro, cerca il secondo palo, ma la palla ha sorvolato abbastanza alta la traversa di Giordano. Band che era arrivato lo scorso anno a campionato in corso qui a Pieve di Soligo. Attenzione, questo tentativo di andarsene molto bene. Forse si poteva alzare la bandierina, forse no, dici di no? Ok, allora va dentro Nobile, la mette dentro splendidamente, Solagna in qualche maniera riesce a rigirarla e a toccarla. C'è il sesto calcio d'angolo per la formazione di casa. Buona anche questa azione, vi dicevo di Banda, che era arrivato in corsa lo scorso anno a Pieve, non lasciando sicuramente un segno importante, e quindi poi le strade si sono divise quest'anno. 2 sulla bandierina, ed è lo stesso Raccagna che lascia la sua posizione e viene a battere il calcio d'angolo. C'è il fallo fischiato a Tibolla, che si era spinto in avanti. Adesso possiamo portare 2 nostre torri davanti. Se lo scorso anno era solo Mognon, quest'anno c'è anche Tibolla, che ci ricordiamo negli anni passati qui a Pieve, in precedenza della sua esperienza in terra bellunese, aveva segnato un paio di gol, o forse qualcosa in più di testa, mi ricordo, quindi qualche cosina insomma di te. Bravo Dalla Vedova, che fa il tunnel al suo diretto avversario, poi la palla Sibiglia la spreca e la butta via anche Marco Paier, che allarga le braccia, e non c'è nessuno davanti. Ha un po' di ragione anche lui, perché Band non c'era, a Poker nemmeno, e quindi pallone gettato al vento. Ostojic, che stava per perdere palle, stava per complicarsi la vita ulteriormente, per 2 volte ha tentato di rinviare. Lo stanno facendo un po' agitare Ostojic, perché sia Ferro e sia Tibolla dal campo devono avergli detto qualche cosina. E allora l'arbitro dice che può bastare così. 45 minuti di gioco trascorsi qui al D'Agostin di Pieve di Soligo. 1-0 il gol su calcio di punizione di Nobile, fissa il punteggio sull'1-0 per l'Eclisse Carini Pievigina sul Limana Cavarzano. Linea allo studio e noi ci risentiamo tra una quindicina di minuti. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.
Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.
Rieccoci dallo stadio comunale D'Agostin di Pieve di Soligo, secondo tempo della gara Eclisse Careni Pievigina Unione Limana Cavarzano, risultato fermo sull'1-0 per la formazione di casa che al minuto 24 ha sbloccato l'incontro con un gol su punizione bellissima calciata da Nobile dai 25-28 metri, che ha portato in vantaggio e ha dato il meritato vantaggio alla formazione di casa, perché dobbiamo dire che effettivamente qualcosina in più la formazione di Ferro ha fatto. Parte lì. Si era accorto fin dalle prime battute che qualcosa non funzionava per i suoi e ha cercato di porre rimedio, ha cercato di contrastare quello che poteva con la posizione in campo dei suoi giocatori. Per il momento c'era anche riuscito in alcune frangenti, per il momento poi invece l'Eclisse ha reagito bene e ha tenuto il vantaggio senza grossi patemi, senza grossi problemi. E allora si gioca secondo tempo con il primo lancio in avanti della formazione di casa, che viene bloccata sul nascere per il tentativo di andarsi a riprendere questa palla da parte di Nobile. Sia Ferro che Parteli mandano subito a scaldare degli uomini in panchina. Mi pare che l'Eclisse sia già pronta per fare il cambio, ma è appena iniziato, probabilmente ha voluto far cominciare, vedere che problemi aveva il giocatore. Vediamo. Sì, allora esce l'8 ed entra il 18, quindi fuori dalla vedova e dentro il numero 18, e quindi al primo del secondo tempo. Dalla vedova ha voluto provare, evidentemente ha capito subito che non ce la faceva e ha chiamato il cambio, quindi secondo cambio, tutti e due forzati, perché tutti e due per infortunio, ci auguriamo non gravi. Insomma, il decimo del primo tempo Basso ha dovuto lasciare il campo, e poi adesso al primo del secondo tempo anche Dalla Vedova lascia il campo anzitempo e va negli spogliatoi. Abbiamo assistito anche al settimo calcio d'angolo calciato dalla formazione di casa, nulla di fatto però, palla che si è persa direttamente sul fondo. Viene in avanti la formazione ospite con Fontana che dialoga con Panatta. Paludetto non raggiunge il pallone perché c'è una deviazione da parte di un giocatore dell'Eclisse, e allora lo stesso Paludetto sotto la nostra postazione va alla rimessa in gioco, palla che viene conquistata da Siviglia che la fa girare. Attenzione per il tentativo di Ostojic di rinviare lungo, però giusto sul giocatore Pajer del Cavarzano. Viene in avanti ancora in mezzo a Pradebon che gira tutto per cercare Paludetto, uno dei più attivi della sua formazione, della sua compagine. Solagna ancora che si fa dare il pallone, cerca di manovrarlo a destra e a sinistra per guardare, perché abbiamo capito che ci sono questi tagli da una parte, questi inserimenti da una parte e dall'altra. Un missile che parte dai piedi di Pradebon però si schianta contro il corpo di uno dei difensori della formazione di casa, e allora nulla di fatto, però il Cavarzano fuori gioco. Però il Cavarzano ha cominciato spingendo questo secondo tempo, chiaramente vuole rimediare subito, vuole trovare subito il pareggio, e vediamo se ci riuscirà. In avanti ancora adesso con questo lancio lungo la formazione di casa, si continua a lanciare dalla difesa per trovare qualcuno davanti. Penso che prima o dopo Ferro interverrà, perché abbiamo perso 2 su 2 i palloni con i lanci direttamente dalla difesa, saltando il centrocampo. In effetti Ferro adesso sta dicendo che voleva uno scambio a metà campo e poi il lancio in verticale. Punizione più o meno
qualche metro più lontano rispetto alla posizione dove ha trovato il gol Nobile. C'è Malacarne sul pallone, ma si muove il anzi Bond, non Bond, James Bond era un altro, invece Luca Bond è il giocatore del Cavarzano. Tutto dalla parte opposta con Malacarne che spinge sulla fascia sinistra di competenza, Fontana che la gira, cercava di pescare Solagna, non c'è riuscito, vorrebbe il fallo anche Partely, poi la ripartenza della formazione di casa, la ripartenza di Nobile per Janko che cerca il secondo palo, lo trova invece Canova, la parata. Janko al quarto minuto si fa vedere con questo tiro sul secondo palo, però palla che sfugge via, l'assist era stato di Nobile. Una bella palla giocata con una ripartenza, si era arrabbiato Partely perché voleva il fallo. Cosa che invece non era avvenuta e non era stata concessa. Può ripartire la formazione di casa, ancora con Janko, cerca subito e ci riesce il passaggio su Raccagna che viene dentro, poi non trova la palla, c'era il fallo di mano. 5 minuti di gioco, Raccagna è scivolato, poi non è riuscito a controllare il pallone e allora l'arbitro si è visto costretto a chiamare il fallo giustamente e far ripartire le azioni del Cavarzano, che è pronto con il suo portiere Marco Canova, classe 2004, per il rinvio. Colpo di testa di Mognon su Band, non gli ha fatto toccare palla, Band lo abbiamo visto soltanto su una punizione, su un tiro che è sorvolato sopra la traversa, nulla di fatto. In panchina, per quanto riguarda la posizione di centravanti, c'è Tommaso Vivian, figlio d'arte, classe 2001, proveniente dal Santa Lucia di Piave. Lo scorso anno Vivian, un ragazzo che potrebbe dare una mano alla formazione del Cavarzano, è entrato in corsa anche domenica scorsa. Chiaramente è un giovane, quindi può aspettare, può attendere, però insomma qualche cosa di suo potrebbe darle, potrebbe permettere al Cavarzano di avere in più. Brutta questa palla, il Cavarzano la perde all'altezza della metà campo, va a prendersi il fallo Nobile. Nessun lancio lungo, si era mosso Janko che allarga le braccia contrariato perché non è stato servito, forse un po' di ragione ce l'aveva. Tibolla che fa viaggiare il numero 14 Casagrande, nulla ancora. Solagna che perde palla, l'arbitro dice che non c'è fallo, ha tentato ancora un'altra volta un tiro da lunghissima distanza Nobile, chiede scusa poi perché la palla è andata leggermente senza grossi problemi tra le braccia di Canova. Solagna che ha qualche difficoltà in più in questi secondi 45 minuti di gioco a trovare il lancio lungo, quello che aveva trovato nel primo tempo. A terra il numero 18 Francesco De Faveri, che è entrato al posto di Dalla Vedova, che ha lasciato al primo minuto di gioco, appena iniziata la partita del secondo tempo, ha capito che non ce l'avrebbe fatta, ha provato per vedere se riusciva a giocare, non ce l'ha fatta e allora spazio a De Faveri. Cercano il dialogo Janko e Ghiosci, palla che termina fuori, nulla di fatto, si riprende con il rinvio affidato a Marco Canova, portiere della formazione del Cavarzano. Fontana, lancio lungo, gira il pallone Band ma non c'è nessuno a seguirlo. Raccagna, lancio lungo, Janko che non ci arriva, palla che arriva dopo un
paio di tocchi da una parte e dall'altra al numero 8, anzi numero 9 Raband non è riuscito a controllare il pallone, poi dalla parte opposta si muove Malacarne contrastato dal numero 7 di casa, ovvero Ostojic. Solagna viene a prendersi palla, però è tutto bloccato, chiude bene la formazione di casa, adesso alza la linea Tibolla, poi lungo per Paludetto, la palla è buona, buon controllo di questo ragazzo, mi è piaciuto. Paludetto è un classe 2000, Piero Paludetto, numero 7, ha giocato fin dall'inizio con buona personalità e dando un buon apporto alla sua squadra. Bravo Nobile, l'idea è buona, forse ci arriva, c'era arrivato anche, era riuscito, aveva fatto una cosa intelligente veramente il numero 14, che è, mi pare, Casagrande, che si era spinto in avanti, ha visto che la palla forse non l'avrebbe potuta prendere, allora ha deciso di andare in scivolata ed è riuscito a prenderla, purtroppo per lui. Poi la deviazione del portiere ha bloccato tutto, però è una bella azione, una bella sventagliata da parte di Nobile da destra a sinistra, diciamo bene con questi cambi palla. Butta in avanti il pallone ancora il Cavarzano, lo perde anche Solagna e allora siamo a posto. Poi Solagna va a commettere quasi fallo, se ne va per il campo e va per le terre, ma non c'è niente. Non c'è niente, Nobile protesta, ma ha ragione l'arbitro, perché non c'era stato il fallo, c'era stato un tentativo di fallo ma non portato a compimento. Vedo, mamma mia Fontana che rischio, vedo alcuni giocatori del Cavarzano un po' hanno rallentato, Solagna in mezzo, tanto per fare un nome. Lo vedo un pochino in difficoltà, non so se fisica oppure di posizione ancora, perché hanno capito che il gioco può partire da lui o da Pradebon e quindi il raddoppio poi e la marcatura ossessiva diventa un cult per quanto riguarda la formazione di casa. E allora ci prova ancora il Cavarzano girando campo da una parte e dall'altra, Paludetto che la mette giù, va sul capitano Fontana, intanto ha pronto 2 cambi, parte lì per quanto riguarda la formazione ospite. Bravo ancora Casagrande, mette palla in fallo laterale, c'è il cambio chiamato appunto e allora vediamo, usciranno 2 giocatori, 2 cambi, 16 e 19 in entrata e in uscita, vediamo. Allora, certo che dovrebbero mostrarcelo anche a noi, perché altrimenti... Allora 16 e 19, se ci mostrano la lavagnetta anche a noi siamo contenti, ma 11 mi pare a Poker al posto del, allora 16 e 19 abbiamo detto? 16 e 19, quindi Galli che è un difensore, quindi Galli o un centrocampista, insomma Galli potrebbe andare, vediamo. Intanto questa occasione porta il gol di Solagna sul cross di Paludetto. E il minuto è il 12°, anzi facciamo 13° perché scocca adesso il 13° minuto con il cross da destra di Paludetto e c'è stato la deviazione di Solagna per il gol e per fortuna che avevo detto che vedevo Solagna affaticato, mi ha smentito in pieno ed è andato a prendersi il gol. Allora a Poker sostituito dal numero, abbiamo detto 16 e 19, quindi da Fiabane, quindi al 12° minuto del secondo tempo, e poi l'altro giocatore, il 2 c'è, l'8, il 3 ci siamo, perché quando... No, l'8 Solagna è quello che ha realizzato,
quindi vediamo sistemazione, qualcuno del centrocampo, forse Paier, il numero 4 potrebbe essere. Le 9. Questo succede quando ai collaboratori danno le lavagnette in mano e le lavagnette, no, il 4 c'è, quindi per me è uscito il 10, l'altro Paier, se non erro. Quindi 12° del secondo tempo dentro Galli e al posto di Paier numero 10. Ci siamo riusciti perché, ripeto, le lavagnette le danno per mostrare al pubblico anche chi viene cambiato, ma se la lavagnetta te la tieni là davanti, la mostri al terreno di gioco, serve ben poco. Allora, per me è entrato Fiabane, il numero 19 ed il numero 16, no? 16, ci siamo. Adesso controlliamo meglio, ma mi pare proprio che dovremmo esserci con sì, 19, 16 e 19. Ci confondiamo con l'8 perché hanno tutti e due le mesh bianche i due giocatori, quindi Non ci siamo. Fiabane, Solagna, Fiabane fa gridare al gol in tribuna e sarà il 15° minuto di gioco. Vediamo subito se 15°, 16° minuto di gioco per questa azione tra Solagna e Fiabane. Il tiro fuori fa gridare al gol al D'Agostin di Pieve di Soligo. Adesso, dopo il gol del pareggio, la formazione del Cavarzano ha preso coraggio decisamente. Paludetto, ancora Paludetto che scodella un bellissimo pallone e qui fa il miracolo Giordano, qui fa il miracolo al 17° minuto, ancora sulla falsariga Paludetto per Fiabane e Fiabane il tiro al volo, parato questa volta da Giordano. Bravo il portiere dell'Eclisse che mette in angolo, c'è il primo angolo per il Cavarzano, e allora andiamo alla battuta con un Cavarzano che è cresciuto in questi secondi 45 minuti di gioco. La palla viene messa fuori da Janko in azione difensiva, come sempre Janko scende per dare aiuto al reparto difensivo, palla che viene messa in fallo laterale, se ne occuperà con le mani Malacarne che va sul pallone. Malacarne, una situazione che si è andata a complicare per la formazione di casa. Vediamo se Ferro andrà sui cambi, vedo Segat scaldarsi, Demin, Damuzzo, 3 uomini andati a scaldarsi per la formazione di casa e 4 anzi uomini a scaldarsi per il Cavarzano. Azione fermata, si può riprendere a giocare con le mani, no, con i piedi, ma Ostojic ha cambiato posizione. Ostojic, questo taglio da una parte all'altra, un rischio notevolissimo questo, perché la palla non era nemmeno tanto forte, quindi Ostojic ancora, buttata via da parte di Sibiglia.
Ostojic in marcatura su Fiabane, questa volta ha ragione e allora può ripartire, ma non riesce a servire bene De Faveri, viene bloccato ancora, blocca De Faveri che prova a ripartire di nuovo, ancora i due, si gioca con l'anticipo su Nobile e allora ci prova il Cavarzano dalla parte opposta per trovare Fiabane che è entrato veramente gasatissimo in campo, arriva Paludetto, fa quello che vuole Paludetto, Paludetto per Fiabane, ancora Fiabane da una bellissima palla in mezzo, non c'è nessuno, adesso è il Cavarzano a fare la partita con Fontana, attenzione, sì, c'era tutto il fallo, è un momentaccio questo per quanto riguarda la formazione di casa, ci pare di vedere il momento terribile di Noale. Non vorrei che fosse 19° minuto di gioco e più o meno ci siamo con il tempo, Non vorrei che fosse veramente una caratteristica, una peculiarità negativa di andare in affanno, di andare veramente a perdere la testa, perché anche in queste occasioni, dopo il gol realizzato al minuto 13, quindi sono passati 6 minuti e veramente l'Eclisse ci sta capendo molto poco da questi minuti di gioco del Cavarzano che si è spostato letteralmente in avanti e c'è Fiabane ancora che ha dato segno, uno squillo al 19° minuto, punizione da 30 metri più o meno, perché lì ci sono. Fiabane è entrato veramente in partita colpendo anche la traversa e quindi, ma c'è stata anche la deviazione in angolo e allora c'è il secondo calcio d'angolo per la formazione del Cavarzano. Fiabane veramente scatenato, Solagna va in mezzo adesso dalla bandierina, vediamo la battuta di questo secondo calcio d'angolo, palla corta sul primo palo, non battuta bene questo calcio, attenzione con Canova che è chiamato ad uscire lontano, stava effettuando un rinvio all'Aragno che lo scorso anno ha segnato da porta a porta. Raccagna indietro, viene in avanti ancora Casagrande, 1 contro 1, Raccagna lo appoggia, esce Canova e bisogna dire che se non ci aveva entusiasmato più di tanto questo portierino, adesso sull'euforia del gol ritrovato e della sistemazione della squadra da parte di Parteli in corsa, diciamo che ha trovato, ma un po' tutto il Cavarzano che ha trovato un po' la fiducia, no? Band 1 contro 2, Ianco prende una legnata, come si suol dire, rimane a terra, però si alza o quantomeno prova ad alzarsi. Sì, ce la fa. Paradossalmente l'uscita della Vedova ha penalizzato l'Eclisse, c'è poco da dire. Sì, no, dalla Vedova è logico che faccia un gioco oscuro in certe occasioni, però lì c'è sempre, no? E in effetti giustamente il collega Marco Mazzocco della Tribuna di Treviso fa notare che effettivamente uscito lui è un po' calata l'attenzione a centrocampo e l'aggressività anche a centrocampo. Prova a spostarsi in avanti ancora la formazione di casa che dopo il pareggio è frastornato, guadagna adesso un fallo il Cavarzano, può ripartire con il rinvio di Canova che va a giocarlo sulla sua fascia, ancora per trovare un compagno libero, 22 minuti di gioco con Pieve che ha subito il gol del pareggio, Cavarzano che stava rischiando l'anticipo di Ianco. Ancora in avanti, butta palla. Solagna si fa ingabbiare, non passa. Adesso mi pare che Parteli abbia chiamato il cambio.
mentre dalla parte opposta Ferro vuole un pochino più calma e tranquillità. Gli ha detto di non lanciare così perché, ma lo stiamo dicendo dal primo tempo, no? È inutile lanciare questi palloni perché poi sì, dall'anno scorso è inutile lanciare questi palloni perché poi sono preda del Cavarzano. In questo caso si muove bene, adesso sta giocando il Cavarzano, per carità, niente da dire, bravo Mognon che arriva in scivolata, mette il pallone in fallo laterale, lo tocca per ultimo un giocatore del Cavarzano e quindi non scendo a fine partita, finiamo da qui perché non riuscirei, a aver paura di perdere un po' di azioni e soprattutto magari qualche episodio importante nel finale. Vediamo come ci si approccia a questo finale. È in affanno l'Eclisse con questo pallone ancora paludetto che a me è piaciuto parecchio, questo giocatore che ha inciso bene nel primo tempo, ha continuato nel secondo tempo, ha messo un traversone per il gol di Fiabane delizioso, quindi sì, ed era partito sì non benissimo, non con il brivido proprio. Eccolo, cercano di servirlo ancora, Raccagna allunga questo braccio, poi si permette il lusso di fermare palla in area e poi riparte Nobile per Janko. Anche oggi abbiamo visto uno Janko, non so cosa dire, perché palloni ne ha toccati pochissimi, chiama palla adesso, sta facendo il lavoro oscuro di appoggio, però poi lo perdi lì davanti, quindi non è così che si dovrebbe sfruttare questo uomo, però in qualche maniera bisognerà farci arrivare qualche pallone. Ghiosci dietro ancora per Ostic, in avanti, buttata via, Ghiosci non la prende, il numero 14 Casagrande in difficoltà su quella fascia, adesso Ghiosci la riprende, poteva anche passarla dietro, non trova spazio, è tutto marcato. Cambio nelle file del Cavarzano, vediamo se siamo più fortunati, la lavagnetta se riusciamo a leggerla, ma proprio non... Oh, finalmente 8-18, fuori Solagna al minuto, allora ve lo diciamo subito, 26esimo del secondo tempo, fuori Solagna, dentro Vivian, era il giocatore di cui vi parlavo in precedenza, quindi mette dentro un attaccante ancora e allora Band che viene anticipato su questa ripartenza, sarebbe una beffa. La palla è uscita, sì, sarebbe una beffa il gol dell'ex, quindi Band sta impegnandosi per giocare, farsi rimpiangere qui a Pieve. Vi dicevo appunto, non è che abbia lasciato la palla va dentro, poi qualche difficoltà, la mette fuori la retroguardia, arriva Janko a spingere. Questi sono i classici falli da frustrazione, perché la partita si sta mettendo e si sta complicando, e un giocatore come Janko non ha toccato tanti palloni, ha lavorato in difesa, ha lavorato davanti per smistare a destra e a sinistra, ma non è quello che serve all'Eclisse in questo caso. Intanto, e a lui stesso, bravo Marco. Sane prova a dare una svegliata, prova a dare una corsa un pochino più veloce, intanto il Cavarzano continua ad avere vinte le palle in mezzo all'area. Eccolo qui il cambio che viene concesso dal direttore di gara, 27esimo minuto di gioco, vediamo se esce 14:20, esce il numero 14 Casagrande. Ecco perché non si muoveva. Casagrande esce al 27esimo del secondo tempo ed entra Sane, quindi è un cambio anche questo, presumo per un infortunio, presumo per un problemino per
per Casagrande, perché altrimenti vuol dire aver sbagliato il cambio prima o vuol dire dover correre ai ripari adesso. O preparazioni in anticipo. Vedo uscire nemmeno zoppicando Casagrande, quindi meglio per lui, e quindi non lo so che cosa abbia in mente Ferro, insomma, con questo cambio, quindi ha tirato fuori. Prova a velocizzare, questo sicuro, quindi vediamo Sane dove si è piazzato. Sane si è piazzato lì davanti al suo posto cercando di mobilitare e velocizzare un po' l'azione, che però langue da una decina di minuti circa, addirittura siamo costretti ad andare indietro con Mognon che rischia questo passaggio su cui è bravo Sibiglia a sentirsi schiacciato e a buttarsi a terra sopra il pallone. Sibiglia ti bolla, ancora in avanti per De Faveri, cerca di verticalizzare su Sane, adesso si proverà a giocare da quella parte in velocità, però bisogna farlo visto che il ragazzo può correre, è fresco, può entrare in gioco. Paludetto, brutta questa palla gettata in avanti, adesso c'è il fallo forse di Band da Tergo, sì, su De Faveri. Mognon ti bolla, c'è subito l'attacco di Band in avanti e adesso c'è il fallo, su Paludetto da parte di Nobile, che sta chiamando i suoi a salire un attimino invece di chiudersi di nuovo così. Adesso siamo ritornati bassi, Ianco che va in pressing alto, poi il lancio lungo in avanti, il colpo di testa di Tibolla vincente, poi il tentativo di portarsi in avanti, allora può provarci adesso la formazione di Pieve con bravo Nobile che sventaglia bene questa palla, non riesce a conquistarla. Sane che si è complicato la vita, palla che non è riuscito a far sua, peccato perché aveva tagliato splendidamente il campo Nobile, però nulla di fatto, e allora riparte il Cavarzano che dopo l'1-1, che dopo il pareggio si è fatto più intraprendente, bravo, ed è riuscito a provocare quell'affanno che avevamo già visto domenica scorsa in quel di Noale, quando ci sono stati quei 15 minuti veramente terribili, veramente dove la squadra era sparita. Qui abbiamo rischiato che succedesse la stessa cosa, adesso non vorrei essere smentito, però mi pare che siamo usciti da quel momento particolare. Ci restano da giocare, vediamo un attimino con il nostro Chrono Quartz, come si diceva una volta, quanti minuti mancano, sono 32 minuti adesso, quindi 13 più eventuale recupero al termine di questa gara. Ancora Raccagna, una delle poche palle che ha sbagliato. Raccagna permette al Cavarzano di venire in avanti con Band che controlla palla e allora ancora va a prendersela sulla fascia destra del campo. Paludetto, sempre lui, guardate che palla ha messo dentro Paludetto e c'è un gol stupendo di questo ragazzo del numero 8. No, non è il numero 8, dobbiamo vedere poi chi è questo, il realizzatore di questo gol, però grandissima palla nuovamente di Paludetto, grandissima palla di Paludetto che ha messo dentro un pallone incantevole, bastava spingere. Allora Paludetto, il cross e il 3, no.
Allora, penso sia stato Malacarne a questo punto, il numero 3, sì, il numero 3 che è andato ad impattare al 33esimo minuto di gioco, ancora cross splendido di Paludetto e gol di Malacarne di testa, e ancora una volta prendiamo gol sui colpi di testa e in area. E per fortuna che avevo fatto le lodi alla difesa nei precedenti collegamenti, adesso un 2-1 che diventa pesantissimo, ci sono 12 minuti da giocare più eventuale recupero, adesso la cosa si è messa bene per Parteli che non sta più urlando, non sta più sbraitando, si è rasserenato un pochino, cosa invece che non è accaduta e non sta accadendo a Ferro sulla panchina dell'Eclisse, che ha visto ancora una volta un doppio volto della sua squadra. Ferro che ha visto questo doppio volto della sua squadra, vi dicevo, il primo tempo, se ne va Janko, la fucilata di Janko al 34esimo con la risposta di Caneva. Fuori gioco sul dopo. 34esimo minuto di gioco per questa fucilata di Janko, che non sortisce effetto però. Può ripartire, riparte ancora l'Eclisse. Ostojic subisce fallo. Paludetto per Band, il tiro, deviazione e gol. E Band va a segnare il gol dell'ex. Un tiro in porta leggermente deviato da Tibolla, ma è ininfluente secondo me questa deviazione proprio sul tiro di Band, che va a cogliere il 3-1 per la formazione di casa. È brutto fare subito queste considerazioni, ma 3 gol presi a Noale, 3 gol presi in casa, fanno 6 e non è una bella cosa, permettetemi di dirlo. E ancora una volta abbiamo osservato questo calo incredibile nel secondo tempo. C'è nulla da dire. I minuti parlano e la statistica, io non sono un grande amante di statistiche o di anche cose fortunate o meno fortunate, però 12° minuto di gioco, gol del Cavarzano e sprofonda la formazione di casa nel delirio più totale, non ci capisce più nulla, riesce in qualche maniera a risistemarla e poi c'è il 2-1 e il 3-1 che affossano ancora. Viene in avanti la formazione di casa con Ostojic che tutto doveva fare meno che andare al tiro, ma forse il tiro non è quello che voleva fare, gli è uscito così anche per una leggera deviazione del suo avversario. Nulla di fatto, Canova si accartoccia e prende il pallone. Canova che sta dimostrando di essere un buon portiere, un classe 2004 anche lui, come il suo pariquota dall'altra parte Giordano, che finché ha potuto ha tenuto in piedi effettivamente la baracca, perché un paio di occasioni le ha tolte dallo specchio della porta, però poi nulla più ha potuto. Cambio nella formazione 7-13, allora cambio nella formazione dell'Eclisse, esce il numero 7 Ostojic, che effettivamente quest'oggi
avevamo visto fin dall'inizio non essere in grandissimo spolvero. Ostojic per Demin, anzi Demin per Ostojic, se vogliamo essere precisi. Punizione per la formazione ospite, c'è Malacarne e c'è Paludetto sul pallone, sono due temibili. Paludetto si muove, Malacarne la mette dentro, ancora un pericolo su palle inattive che però poi diventano attivissime. Adesso c'è il fallo di Raccagna che si becca anche l'ammonizione. Anche Raccagna è andato nel delirio, aveva fatto un'altra bella gara oltre a quella di Noale, purtroppo adesso si lascia andare anche lui, sono, come dicevo prima, falli da frustrazione veramente, che sta di fatto che il 3-1 diventa pesante per tutto quello che può comportare, tutto quello che può nascere nella settimana a venire. 39esimo minuto di gioco, 39 vuol dire 6 al termine più eventuale recupero. Paludetto, sempre lui, adesso vuole un po' troppo, pretende un po' troppo, però direi che gli applausi per questo ragazzo che è un 2000, vi dicevo prima, se li è conquistati tutti, perché veramente ha messo dei palloni in area deliziosi che meritavano solo di essere spinti in gol, come hanno fatto i suoi compagni. Fiabane poi un altro che è entrato in corsa ed ha veramente cambiato l'attacco della formazione ospite. E adesso è il Cavarzano che tiene palla, può giocare più lentamente, cercando di non far avanzare di più il Cavarzano, però tiene palla. Fiabane che cerca di andarsene ancora, adesso spara in avanti Panatta, perché ha un po' di paura nella ripartenza di Nobile. Ma non perché ti arrabbi, scusa? C'è un'altra sostituzione tra poco. Troppo solo, cosa? C'è un'altra sostituzione. Allora, entra il numero 14 e questo lo vediamo. Vediamo se ha capito che deve girarla. Sì, ha capito. 4. Esce Payet, Marco al 41esimo del secondo tempo. Fuori Payet, dentro il numero 14. Dentro il numero 14. Una buona partita anche Marco Payet, sì. Può ripartire la gara con ancora la formazione di casa che prova a manovrare in linee orizzontali. Ghiosci la mette dentro cercando ma non trovando Janko, che sfruttato così non lo so. Nobile in mezzo a due, forse c'era il fallo, bravo l'arbitro, il signor Bianco di Mestre, che ferma tutto. C'è un altro cambio per quanto riguarda il Cavarzano, che chiaramente rallenta, fa giocare, perde tempo, bravo Parteli. E allora c'è Sibilia pronto a mettere dentro questo pallone. Lo mette dentro, ma è di Fiabane il colpo di testa a mettere fuori. Si accontenta della rimessa in gioco il numero 13 Demin, che spinge in avanti, poi l'1-2 con Demin non riesce, quindi si può ripartire.
con Vivian che cerca di andarsene. Vedete come il giocatore è Vivian è un 2001, un fisico importante, deve ancora fare un po' di muscoli, deve ancora fare un po' di fisico, però è un bel centravanti. 9-15, allora esce Band, l'autore del gol, ed esce ed entra il numero 15. Lei vuole il minuto, immagino, dottor Mazzocco. 43esimo secondo tempo, quindi dentro il numero 15 Boso a sostituire l'autore del gol Band, l'ex, che va a segno. Paludetto ancora. Vediamo quanti minuti l'arbitro dà, ma siccome sono dai 4 ai 5, di meno non può darne. Non c'è nulla perché Nobile ha fatto quello che doveva, un paio di tunnel, poi si è lasciato andare. Palla sbagliata in orizzontale, un rischio. De Min che vuole il taglio per Raccagna, però non ci arriva, povero ragazzo, anche questo ha fatto un po' di chilometri ancora sulla sua fascia di competenza. E allora vediamo se si alza. 4 minuti. 4 minuti di recupero. 4 di recupero. Si giocherà fino al 49esimo minuto di gioco. In avanti ancora l'Eclisse, però non ci siamo più. Anche i ragazzi sono usciti proprio dal gioco completamente. Dopo il 2-1 già la situazione era complicata, sul 3-1 si è definitivamente affossata. Palla trattenuta lì da Paludetto che la butta via il più lontano possibile questa volta. Mognon che anche lui va a mettersi in difficoltà. Guadagnano tutto bene per quanto riguarda il Cavarzano che va sulla bandierina cercando naturalmente di trovare un fallo o un calcio d'angolo. Vediamo cosa dice l'arbitro. L'arbitro dice che c'è fallo per quanto riguarda il Cavarzano, quindi ha ottenuto quello che voleva Boso, e allora Boso, vedo un gesto di stizza da parte del collega della tribuna Marco Mazzocco che ha già staccato il suo computer. Partita che si è complicata. Paludetto, ancora un bellissimo cross e mette in difficoltà Sane 2 volte. Fiabane che la mette giù, Fiabane che se ne va, riesce tutto quest'oggi, ragazzi. Fiabane ancora per un compagno, era il numero 6, mi pare Prademon, che non riesce a portare avanti la squadra, però bene per quanto riguarda il gioco espresso fino a questo momento. Viene in avanti De Min ancora, prova a manovrare, cerca Raccagna, l'ultima corsa ancora, viene bloccata nell'1 contro 1, Paludetto lo ferma, è un Paludetto che adesso sta dando una mano anche in difesa, signori, veramente un giocatore che mi è piaciuto molto quest'oggi. Adesso è andato a fare il quinto della difesa giocando in marcatura prima su Raccagna e poi anche su Nobile. Pallone che non esce dalla zona destra del campo con Sane che allarga le braccia, dice di non aver commesso fallo, però qualcosa è successo, l'arbitro ferma tutto e fa giocare ancora con una punizione a favore della formazione del Cavarzano che cerca di far passare senza rischi questi ultimi 2 minuti di gioco, 47esimo e 34 della gara e quindi del secondo tempo, 2 minuti al termine, visto i 4 di recupero che ha concesso il signor Bianco della sezione di Mestre, che è stato coadiuvato dai signori Conte di Treviso e Faggian di Mestre. Un arbitraggio che è stato buono, non ha pesato né da una parte né dall'altra, si è visto anche poco, quindi segno che
segno che non ha influito proprio per niente questo arbitraggio, quindi si è giocato e si è fischiato con il cartellino che adesso viene appioppato al numero 6 Pradebon, ammonito Pradebon in questo fallo di anch'egli di frustrazione, insomma, di finire la gara il più presto possibile. 1 minuto al termine, pensiamo, controlliamo dettagliatamente il cronometro, 48:33, sì, 1 minuto scarso per porre fine a questa partita, a questa seconda sconfitta della formazione dell'Eclisse Careni Pievigina, che non raccoglie nessun punto in 2 partite di campionato, e allora può ripartire Fiebane. Vediamo se ha voglia di andare in mezzo oppure se vuole perdere tempo. Vuol perdere tempo, si fermano lì sul 3-1. Chiaramente non è di questo avviso Malacarne, che prova ad attaccare sulla fascia, ma l'arbitro dice che può bastare. 49 minuti e 2 secondi, finisce qui, termina 3-1 per la formazione del Cavarzano, che batte allo stadio comunale d'Agostin l'Eclisse Careni Pievigina. Signore e signori, grazie per l'ascolto da parte di Mirko Villanova. In studio con me Marco Mazzocco, anche se non l'avete sentito quest'oggi, e in cabina di regia Vincenzo Russo. A tutti buona serata. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.